Sassari nello spazio del Masedi. Con la realtà riconquistare un'azione che attraversi il reale. Alla prestigiosa rassegna veneziana. Cossoro, Antonello Cucco e Pastorello e autori affermati come Maria Lai, Viviana Cano, Sisinnia Usai, Giuseppe Carta. Sì. 30 di questi artisti li mettessi al posto di quelli che sono al Padiglione, migliorerei il Padiglione. Mi sembra estremamente importante proprio la sensibilità politica delle persone che agiscono negli ambienti artistici. Siamo riusciti dove altri non sono riusciti. Dimmi allora dov'è che queste cose stanno avvenendo, ecco. Non te lo so dire, l'analisi collettiva che di questa può essere fatta, che può produrre qualcosa di nuovo. E mettere 30 artisti che sono qua. L'analisi collettiva che di questa può essere fatta, che può produrre qualcosa di nuovo. Cominciare a riscoprire il proprio lavoro non più appunto come avanguardistico, ma come inserito in una rete. È più bello del Padiglione Olanda, del Padiglione Spagna, del Padiglione Israele. L'analisi collettiva che di questa può essere fatta, che può produrre qualcosa di nuovo. Siamo al centro dell'arte italiana e siamo a Venezia. Oggi le avanguardie siano da intendere come avanguardie interne ai movimenti in generale, insomma, ecco. E comunque se queste avanguardie in qualche maniera esistono in rete, esistono in quanto sono capaci di esprimere qualche eccedenza o qualche elemento di novità rispetto a quello che sono dei linguaggi che si sono più o meno stabilizzati in rete, insomma. Che oggi è un pullman diventerà un museo. Diventerà un museo. Che cazzo che noi dentro